Buonasera e benvenuti a tutti alla seconda puntata di Coralia Live, gli aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Come avete visto dagli spot promozionali, oggi parleremo di cori all'estero, a dire il vero di coristi e direttori della regione Friuli Venezia Giulia che lavorano o studiano in altri paesi. Ho scelto di indossare questa maglietta oggi, una maglietta alla quale sono molto affezionata perché mi ricordo un'esperienza meravigliosa nell'organizzazione del Festival Europa Cantat nel 2012 a Torino. Come sapete ci stiamo avvicinando a una nuova edizione di Europa Cantat che sarà nel 2021 a Ljubljana, quindi molto vicini anche a noi. Ecco, questo è un modo che i coristi e i direttori hanno per incontrarsi in eventi internazionali, perché i cori sono internazionali proprio per natura, sono molto predisposti allo scambio, agli incontri e anche al fatto semplicemente di viaggiare con la musica. Lo si può fare all'interno di festival internazionali o lo si può fare in maniera molto più impegnativa andando all'estero proprio, quindi a contatto con altri tipi di esperienze, scuole, insegnanti. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi in questa puntata con due ospiti che vi presenteremo più tardi perché la prima presentazione è dedicata ai miei compagni di viaggio, che sono il nostro regista Pierfilippo Rendina, Ivan Portelli, che oggi condurrà le interviste con i nostri ospiti, e poi il nostro opinionista Marco Obersnel. Buongiorno. Che dopo salve, Buongiorno a tutti. la scorsa settimana ha deciso di prendere il fresco, quindi questa volta da dove ci parli, Obi? Sono in Antartide, vedete i miei amici qua dietro? Lui è Altro Pippo, che? lui è Gianselmo, lui è Francesco Junior, lui è suo padre Francesco Senior, gli altri sono tutti maschi, le femmine sono dall'altra parte qua. Ermenegilda, Federica, Francesca, che è sorella di Francesco Junior. Mi ero stufato dei Caraibi, e quindi qui si sta abbastanza bene. Beh, immagino. Poi oltretutto quei pinguini mi sembra che siano un coro, vero? Assolutamente sì, ma infatti sono venuto qui perché sapendo del tema della puntata di oggi ho pensato che dovevamo indagare un pochino i territori più lontani da noi. Quindi ho cercato di capire gli abitanti dell'Antartide che cosa cantano e dietro li sento cantare, tipo fanno però in coro, cioè sono bravi. No, ma è interessante perché si conoscono sonorità diverse, comunque, ecco appunto parlavamo proprio di questi scambi, poi la disposizione corale l'abbiamo riconosciuta subito, quindi ecco tu prova a resistere al freddo fino alla fine di questa puntata, così poi potrai commentare da opinionista le interviste e le esperienze che avremo condiviso con i nostri ospiti. Quindi Ivan, se sei pronto... Siamo prontissimi, buonasera a tutti. Ah, l'aperitivo oggi. L'aperitivo ghiacciato. Noi. Allora, adesso noi proviamo a ricomporci per presentare i nostri ospiti, perché è una cosa molto seria, li abbiamo scelti con cura perché appartengono a due modi diversi di fare coro, di occuparsi di coralità, da una parte a livello organizzativo e dall'altra a livello proprio pratico-artistico. Allora, il nostro primo ospite, intanto ve li presento, appariranno via via, è Daniele Pilato. Daniele Pilato ha ripercorso in qualche modo l'asse Trieste-Vienna, studiando in entrambe le città, ma dal 2017 si sta perfezionando al prestigioso Mozarteum di Salisburgo.
E io gli invidio molte esperienze, perché in tutto questo percorso che ho sintetizzato al massimo, in realtà lui ha anche cantato nell'Arnold Schoenberg Chor, che insomma, cioè, veramente sono verde d'invidia per questa esperienza, perché quello è veramente un coro professionale così dinamico, così eccezionale nelle sue capacità e nel suo potenziale, che penso sia un'esperienza eccezionale. E Daniele Pilato lo conosciamo in diverse vesti, lo conosciamo come cantore, e ha cantato nel coro giovanile italiano e anche nel coro giovanile regionale del Friuli Venezia Giulia, dove è stato anche assistente. Lo conosciamo come direttore e concertatore e lo conosciamo anche come commissario artistico dell'Usci Friuli Venezia Giulia. E la nostra seconda ospite, invece, anzi, prima di presentare la seconda ospite, saluto Daniele, scusa, io parlo avanti, non ti ho nemmeno permesso di salutare. Buonasera a tutti, ciao. E dopo il collegamento con Salisburgo dall'Austria avremo invece un collegamento con l'Irlanda, e da Udine alla Verde Irlanda si è spostata Michela Deltin. E lei è diplomata in management culturale e attualmente lavora nell'organizzazione del famoso Festival Corale di Cork ed è specializzata proprio nell'organizzazione di grandi eventi corali. Noi ad esempio, proprio personalmente, l'abbiamo conosciuta proprio a Europa Cantat, quindi a Torino nel 2012, quindi è un'esperienza che abbiamo condiviso. Lei lavorava nel Festival Office. Quindi adesso io lascio parola a Ivan, perché sono curiosa di conoscere meglio i nostri due ospiti e il loro modo di essere coristi, direttori e manager culturali all'estero. Grazie Rossana. Allora, Daniele, cosa ci fa un triestino a Salisburgo? Perché nel nostro immaginario uno che va a Salisburgo lo fa per due motivi, va in Austria, cioè o è per la musica o è per la birra fondamentalmente. Ma tu cosa ci fai in quessto momento lì? Sono qui esclusivamente per la birra. Prosit. Rigorosamente Stiegel qui di Salisburgo. Ciao Petra. Che ci fa? Un triestino comincia col viaggio a Vienna e quindi è praticamente un ritorno alle origini e poi finisce tra i monti per una sorta di contrappasso strano dal mare alla montagna. Quello che mi ha spinto è stato il progetto Erasmus, che mi ha permesso appunto di fare delle esperienze nuove all'estero e di scoprire essenzialmente l'Austria. Questa è un'esperienza che io auguro veramente a tutti, che non deve essere necessariamente in Austria o in Germania, dove la scena musicale è enorme, ma proprio è nato tutto quanto dall'Erasmus come una necessità di cambiare vita, di vedere altre cose. Soprattutto per me è stata una sorta di terapia d'urto, quindi proprio un mettersi alla prova dal punto di vista psicologico, andare ad abitare in uno stato dove non si conosce la lingua, dove non si conosce nessuno, non si hanno agganci. Ecco, se posso dire, questa è stata una delle esperienze che forse proprio mi hanno salvato la vita, cioè proprio il fatto di andare a scardinare delle cose della propria personalità che se si fosse rimasti a casa non si sarebbe riusciti a scardinare. Questa è la motivazione principale del mio girovagare. Viaggiare significa sempre andare a rompere un po' gli schemi, andare a cercare qualcosa di nuovo perché ne hai bisogno. Insomma, è un'esperienza che dopo, come dire, sommandone tante, veramente si cresce enormemente. Però volevo chiederti una cosa. Nelle tue esperienze, in realtà hai navigato, hai viaggiato non solamente tra Trieste, Vienna, Salisburgo, ma anche hai viaggiato tra diversi modi di fare coralità, perché hai fatto il corista, hai fatto il direttore, e in tutte queste scelte, insomma, in tutto questo percorso, c'è stato un filo conduttore, c'è stata una motivazione profonda che ti ha portato poi a fare la scelta che stai facendo in questo momento? Allora, la motivazione è essenzialmente quella di essere un bravo direttore, e un bravo direttore deve essere essenzialmente un bravo cantore. Deve riuscire a fare quello, per poter chiedere qualcosa al coro devi saperlo fare tu in primis. Quindi
Io tra l'altro ho cominciato molto presto a dirigere il coro scolastico del liceo scientifico Galilei a Trieste. Sono stati 3 anni meravigliosi della mia vita, è stata veramente un'esperienza formante. E dopo ho notato però che sapevo veramente molto poco di repertorio, sapevo molto poco di tecnica vocale, e quindi mi sono preso una sorta di stop, anche di conseguenza alla mia permanenza in Austria, e prima di tornare a dirigere un coro ho voluto approfondire in tutti quanti i modi possibili il repertorio, anche dal punto di vista del corista, cioè prima cantare tutto quanto quello che è possibile cantare in un coro professionale. Dopo, una volta che si conosce il repertorio, una volta che si è cantato tanto, che si sono prese delle lezioni di canto individuali in maniera da avere una tecnica duttile, allora rimettersi davanti al coro con la consapevolezza di chiedere quello che è possibile a un coro. Questo è stato quello che mi ha mosso nel mio percorso da corista. Dopo, ovviamente, senza contare le possibilità che si hanno, perché dal punto di vista del corista, io penso che siano state anche esperienze che hanno fatto Abbado e altri grandi ai loro tempi, che andavano a infiltrarsi nel coro del Singverein di Vienna per poter vedere come lavorano i grandi direttori. E tra le tue esperienze così girovaghe all'interno di diversi cori anche molto importanti, hai incontrato, immagino, persone, hai incontrato coristi, hai incontrato maestri, c'è qualcuno che ti ha lasciato una traccia più forte, o hai qualche ricordo particolarmente significativo che vuoi riportarci? Allora, dal punto di vista proprio del lavoro a tu per tu, sicuramente Erwin Ortner, che è il direttore dell'Arnold Schubert Chor, mi ha cambiato completamente la vita, mi ha proiettato in quella che è proprio la cultura austriaca del cantare. Poi altre situazioni molto significative per me sono stati il primo progetto con lo Schönberg Chor è stato cantare in una cerimonia privata pezzi di Arvo Pärt, per poi scoprire che Arvo Pärt era il secondo vecchietto in seconda fila che stava ascoltando con i lacrimoni. Ecco, quello ha rivelato molto anche della sua personalità. E dopo, un'altra esperienza molto forgiante è stato lavorare con Harnon Kurt. Abbiamo fatto la Missa Solemnis, che tra l'altro si trova anche in CD registrata dalla Sony, e vedere un grande di quel calibro lavorare così in profondità su un pezzo così complesso, che non tutti riescono a capire. Tante volte a Missa Solemnis si rimane indigesta. Ecco, vedere queste personalità affrontare con tanta anima, con tanta introspezione questo tipo di repertorio, ti cambia proprio la prospettiva di quello che anche tu dopo come direttore puoi chiedere a un coro, quanto puoi analizzare il repertorio che hai sotto mano, ed è stimolante per la ricerca. Che tipo di pubblico ti trovi in Austria? Allora, il pubblico è molto numeroso, cioè proprio gli austriaci sono matti per i cori, sono matti per i concerti, ci sono concerti sempre in ogni dove, in qualsiasi chiesa, in qualsiasi teatro di provincia, sempre. E qui la musica è un'esperienza di massa. Non sono pochi eletti VIP che vanno ad ascoltare, che dopo fanno la punta, tutto quello che sentono, ma proprio è un'esperienza popolare. Ecco, loro tengono molto a questo loro aspetto culturale, proprio lo proteggono, e quindi ogni volta che si entra in una sala da concerto ci sono abbondantissimi applausi. Ovviamente bisogna cantare e suonare bene, no? Però È una la motivazione risposta forte, è direi. molto forte.
E questo è bello, insomma, perché ti dà anche una carica, anche una voglia di poter fare sempre meglio, insomma, questo è importante per noi. Sì, assolutamente, proprio è la concezione del fatto che sei parte di un tutt'uno, ecco, col pubblico. Non ho mai vissuto concerti nella quale si cerca di portare qualcosa che in realtà non arriva, no? Questa è la loro tradizione, questo è il loro modo di vivere, è molto familiare. Anche l'evento concerto è vissuto con molta leggerezza, non ci si veste ogni volta come se fosse la prima della scala. È una cosa normale. Sì, sì, positivo, una cosa normale, positivamente sì. normale, insomma. Allora, grazie Daniele. Allora passiamo a Michela, che invece la ritroviamo in tutt'altra parte d'Europa, perché in questo momento sei in Irlanda, sei a Cork, no? Sì, c'è sempre questo fil rouge di birra e freddo, insomma, questa sera. E quindi dalla stiglia della birra chiara di Salisburgo passiamo ad una buona Guinness, una buona pera scura. Ecco. Senti, Rossana prima ti ha già un po' presentato. Raccontaci un po' cosa stai facendo tu a Cork in questo momento. Allora, io a Cork lavoro con il Cork Choral Festival, nel Festival Office, nel team amministrativo, e sono con il festival da 1 anno e mezzo. Speravamo ovviamente di veder accadere la mia seconda edizione, la 66esima edizione del festival. Questo maggio ovviamente è stato cancellato come tutto il resto delle nostre vite. Però appunto, come dicevo, sarebbe stata la 66esima edizione. Cork è la seconda città d'Irlanda, ma è la città dei festival. C'è una grandissima competizione con Dublino, proprio perché appunto c'è questa vitalità culturale, e tra tutti i festival della città quello corale è il più vecchio, quello che vanta appunto più edizioni. Mi trovo in Irlanda dal 2017, quindi ho già fatto il mio terzo compleanno qua in Irlanda, e mi sono appunto trasferita abbastanza casualmente per lavorare a un altro evento culturale. Era un film festival di film francese, dopo il quale appunto ho avuto l'occasione di passare in un ambito decisamente più familiare, che era appunto quello della musica corale. Familiare, ripeto, non in quanto musicista, ma diciamo in quanto cantante, o comunque anche per la tradizione familiare, no? Mi sembra. Esatto, perché il babbo ha sicuramente gettato il seme. Lui è direttore di coro, e quindi insomma sono sempre stata trascinata da piccola. Esatto. Però, da quello che ci stai raccontando, tu non hai scelto tanto la pratica della coralità come cantore o come direttore, ma quanto come organizzatrice. Perché hai fatto questa scelta? Ma penso per indole iperattiva, credo. Uno si trova portato a organizzare le cose, no? Non so, sai, tipo dalle feste di compleanno poi cresci un po' come scala, e quindi diciamo che io ho fatto un percorso, se vogliamo parlare di studi, prima di economia e nello specifico organizzazione, poi appunto di organizzazione eventi. Ho fatto una magistrale molto bella a Bologna in gestione e innovazione per le organizzazioni artistico-culturali. Poi nel mentre sono stata un paio di volte in Danimarca, che al tempo mi aveva conquistata proprio, e lì ho fatto il mio primo corso di event management. E poi ovviamente, finiti gli studi in Italia, ho cercato di mettere in opera, esatto, con leggere difficoltà, perché ovviamente l'ambiente italiano presenta alcune criticità, ma sempre comunque con grandissima passione. Tuttora quello che sono riuscita a realizzare o a veder realizzato in Italia mi ha insomma sempre dato un sacco di piacere, insomma, senso di aver scelto una strada giusta, no? Nel senso che comunque
Sì, credo fortemente nella difesa e promozione della cultura proprio perché ce n'è bisogno e ci sono pochi, o potrebbero esserci più volontari, no? Tipo, con la Dare vocazione una di... mano e a contribuire alla costruzione di questi eventi che deve essere qualcosa di veramente complesso. Ecco, noi di solito, gran parte delle persone comuni, insomma, viviamo i festival corali, questi anche grandi eventi, o come spettatori o magari come partecipanti, nel senso che cantiamo, ci troviamo lì a vivere questa esperienza un po' particolare. Però tu la vivi da un altro punto di vista, perché il tuo dietro le quinte è un po' diverso, perché devi gestire tutta questa massa di gente un po' strana che ti arriva da tutte le parti del mondo. Com'è un festival corale, un concorso corale da dietro le quinte? Allora, la difficoltà sta proprio nel fatto che di solito ci interfacciamo con persone che non organizzano cose, quindi non hanno ben idea di cosa comporta. Quindi, no, allora, come interlocutori, i cori forse in ambito musicale sono uno delle controparti più facili e accomodanti, nel senso, tra tutti i livelli di musicisti o artisti, comunque l'ambito corale è un ambito molto tranquillo, con qualche eccezione ovviamente, qualche personalità, qualche no, tuttavia... Qualche richiesta anche un po' strana? Qualche richiesta un po' strana, sì, sì, certo, ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le nature, ma sempre con, non lo so, trovo l'ambiente corale molto molto umano, forse proprio perché sono tante persone, no? Non c'è un'unica personalità, ma è comunque un organismo, e quindi anche un direttore credo sia rodato a dover gestire un gruppo e quindi, diciamo, spesso... C'è questa abitudine a stare insieme, ecco, insomma. magari a riuscire a limare certi aspetti della personalità e anche a, diciamo, trovare dei compromessi nelle richieste. Quindi per ora abbiamo avuto sempre esperienze positive, non riesco a pensare a nessuna situazione, no, negativa, quindi magari sì, qualche richiesta alla luna ogni tanto, ma gli si spiega: no, guarda, non è possibile, no? Sì, le classiche cose: ma non c'era un piano, io voglio un piano tra 5 minuti. No, nel senso, me lo dicevi a 4:43 perché deve essere così. Esatto. Ma diciamo che poi nel mio ruolo, al di là della logistica poi strettamente legata alla performance, che ovviamente è importante, ma non è solo quello, in un festival c'è tutto l'aspetto di viaggio, di arrivare in una città in cui probabilmente non ci sono mai stato, non so districarmi, dove andare, a volte spesso, molto più spesso di quanto si pensi, non si parla la lingua, perché comunque l'inglese è, soprattutto con l'accento irlandese del sud dell'Irlanda, è una grande sfida anche per chi lo mastica. Quindi cerchiamo di rendere per il coro l'esperienza del festival un'esperienza positiva e di dargli la possibilità di focalizzarsi sulla musica, cercando appunto di togliere dal discorso non ho il mezzo di trasporto, o non ho la mia prenotazione dell'hotel, non c'è, queste cose cerchiamo di prevenirle e ci facciamo un po' in quattro per eventuali imprevisti. Ecco. Senti, l'ultima cosa, prima chiedevo a Daniele com'è il pubblico in Austria, com'è il pubblico in Irlanda? Allora, ho trovato delle similitudini, dei punti di contatto con quello che ha detto Daniele. La fruizione è molto collettiva, c'è un senso proprio di quasi un senso del dovere a partecipare a degli eventi solo per il fatto che sono stati organizzati. Qualcuno, infatti ogni tanto ci sono delle cose che ho detto, cioè, possibile che qualcuno vada a vedere, non parlo specificamente dell'ambito corale, ma in generale, no? Delle cose molto di nicchia, molto specifiche, molto difficili, magari anche come... Eppure, comunque, non ho mai visto un evento scarsamente cioè, il pubblico che dici peccato, sarebbe stato bello se fossero venute più persone, quindi trovo che ci sia un senso molto di comunità. E anche il fatto che, non lo so, in Italia le PR le trovo una cosa difficilissima, no? Far uscire di casa le persone, invitare, dire dai vieni, c'è questo, è bello. Qua, solo per il fatto che lo dica,
a volte so che la gente verrà, quindi magari cerco un attimo di dosare gli inviti, perché sennò poi diventa un po' impegnativo. Quindi da questo punto di vista è un bel paese, c'è una bella risposta, sì. Quindi poi alla fine ovviamente anche lì si finisce in pub a bersi una buona Guinness. Ovviamente, cioè la prova corale è si fa musica e poi di solito si finisce, c'è sempre il pub fidelizzato. Sì. Beh, Ivan, scusa, ma così sembrerà che abbiamo scelto questi due paesi apposta, non riveliamo qui. Però noi ecco, io ovviamente intanto dobbiamo ringrazio capire moltissimo. dove andremo più che altro. Beh, la scelta è infinita perché ci sono tantissimi festival, concorsi, occasioni per i cori di viaggiare, di andare in tournée. Quello che mi è piaciuto moltissimo nell'ascoltare le vostre esperienze è semplicemente la conferma di una mia convinzione personale, che però penso che condividiate senz'altro. E io sostengo molto il fatto di fare esperienze all'estero o altrove, ma non per esterofilia e non perché altrove fanno delle cose meglio rispetto a noi, ma per l'incontro con la diversità, perché soltanto quando riesci a uscire da te stesso, riesci a guardare a quello che sei e alle prospettive che hai, al potenziale che hai in maniera corretta. Quindi è attraverso il confronto, che può essere anche rischioso, può essere anche adrenalinico, in quel modo poi riesci a crescere. E questo sia a livello lavorativo che a livello di studio. Ad esempio le due esperienze delle quali abbiamo parlato sono molto diverse, ma sono molto diversi anche gli ambienti. Ad esempio il Festival di Cork è un festival amichevole, piacevole, confortevole in qualche modo, perché si sottolinea molto proprio l'aspetto dell'incontro tra le persone. Ogni festival ha un proprio carattere, ogni concorso ha un proprio carattere, così anche le istituzioni musicali. Il Mozarteum ha un tipo di storia, obiettivi e modo di lavorare che è completamente diverso da altre prestigiose scuole di musica e istituti musicali. Quindi fare questo tipo bagaglio, di questo tipo di esperienze è preziosissimo. Quindi ragazzi, veramente in bocca al lupo per tutte le vostre esperienze. E prima di chiudere questa trasmissione, ecco, è rimasto con noi, spero non ibernato in Groenlandia, il nostro opinionista che dovrebbe tessere le fila a un certo punto e fare un... Ma non sono in scusa, Groenlandia, mica ci sono i dove eri in pinguini in Groenlandia, Antartide, eri. insomma. No, scusa, dimenticavo il coro. Non so, sono qua, forse per noi tutti. Vabbè, ma la valletta... Comunque, allora, cosa dire? Mi hai tolto le parole di bocca, Rossana, in realtà, perché dopo aver sentito queste testimonianze, e ringrazio tanto Michele e Daniele, che malgrado siano molto più vicini a voi di quanto lo sia io in questo momento, vabbè, comunque hanno portato delle testimonianze molto interessanti che confermano quello che hai appena detto, Rossana, nel senso che io penso a qualsiasi musicista, compositore, ma anche pittore, scrittore, poeta. Cosa facevano? Loro finivano gli studi, oppure in genere cosa facevano? Studiavano giurisprudenza perché il padre lo obbligava. Loro dicevano no, non lo voglio fare, e quindi andavano, scappavano, facevano altro. E sempre viaggiavano. Classico il viaggio in Italia, poi si viaggiava di qua, ma perché viaggiavano? Non è che avessero spesso tutti questi soldi da spendere, però il viaggio è... prendo freddo. Il viaggio è quella cosa che ci permette di crescere più di ogni altra. E questo è un dato di fatto. Cioè io devo creare una cultura avendo una apertura a 360 gradi e solo e unicamente viaggiando riesco a capire dove sto andando e posso assorbire ciò che devo assorbire e lasciar perdere tipo le cose che sono da lasciar perdere, tipo il cibo, perché quello in Italia ce lo teniamo. Un'altra cosa che volevo dire, no, diciamo che sulla birra sì, perfetto. Poi in Irlanda, quando ero a Derry, ho mangiato uno spezzatino alla Guinness che era tanta roba. Però
Un'altra cosa interessante da analizzare è per il discorso prettamente musicale, cioè noi dobbiamo pensare che la musica, come la definiamo? Non è definibile la musica, però uno dei modi che a me personalmente piace, con cui mi piace definirla, la musica è un linguaggio, è comunicazione. E non si nasce imparati. Io quando sono nato non capivo niente di quello che mi dicevano. Non è che mi dicevano buongiorno e io ho capito che era un buongiorno, non capisco niente. Poi col tempo, con l'educazione, si impara nei primi anni della vita. E così come io imparo un linguaggio, che poi magari imparo anche un'altra lingua, la musica si deve imparare. La musica non è un linguaggio universale, come a volte si dice. La musica è vero che entra nel nostro cervello e attiva delle aree subcorticali, quindi che sono prima della nostra coscienza. Noi non ci rendiamo conto di quello che fa la musica nel nostro cervello, perché non arriva alla coscienza, è uno strato sotto. Però se io non ho avuto una istruzione, non sono vissuto in un mondo con la musica, non la potrò capire. E questo, tutto questo pippone per dire che cosa? Per dire che se io voglio imparare un linguaggio in Italia, un linguaggio musicale in Italia, e io se voglio imparare un linguaggio musicale universale, cioè che vado in un posto e mi capiscono, oppure che voglio stare in Italia ma voglio portare qualcosa di nuovo a quello che voglio dire, io devo viaggiare, devo andare in Germania e capire delle cose che in Germania si fanno, che in Italia non si fanno, e dire però questo potrei farlo. E viaggiare, imparare anche da questo punto di vista. Come io in Germania imparo un po' il tedesco, io imparo anche il, tra virgolette, tedesco musicale, cioè io capisco delle cose che non avrei mai fatto altrimenti. E questo secondo me è un qualcosa su cui riflettere molto. Per esempio qui in Antartide ho capito che l'intonazione non è tutto, perché i pinguini non sono intonati, ma sono talmente simpatici che possono fare quello che vogliono. Qua ci sarebbe l'aria sul quarto pinguino. Devo bere. L'opinione dell'opinionista. Ecco, mentre voi bevete, io ringrazio, però vedi poi come l'apparenza inganna, non gli avrei dato credito visto come si è presentato l'opinionista, che poi sarà sempre così in tutte le puntate, ovvero ogni volta diverso, e invece ha detto delle cose sulle quali sono molto d'accordo. E bravo Obi, grazie mille allora per questo collegamento che ha funzionato benissimo dall'Antartide, ecco scusa così non sbaglio più, e quindi non mi resta che salutarvi e ovviamente invitarvi anche alle prossime puntate degli aperitivi corali dell'Usci Friuli Venezia Giulia, se vorrete. Gli argomenti che abbiamo preparato sono molto sfiziosi, molto intriganti, verranno sempre presentati dai nostri testimonial, che per chi non lo sapesse, e li vedrete sempre sulla pagina Facebook dell'Usci Friuli Venezia Giulia, e sono alcuni coristi del coro giovanile regionale che abbiamo coinvolto anche in questa attività promozionale. Quindi li ringrazio tutti per la disponibilità e entusiasmo anche nel presentare gli argomenti delle varie puntate di Coralia Live. Come sempre non vi rivelerò il prossimo argomento, così ci sarete tutti anche la prossima settimana, se non altro per curiosità. Io ringrazio moltissimo ancora una volta i nostri ospiti Michela e Daniele dall'Irlanda e dall'Austria, il nostro Ivan, Obi, il regista Pierre, e vi do un grande saluto, vi mando un grande saluto fino alla prossima puntata, sempre il venerdì alle 18:30 sui canali Facebook e YouTube dell'Usci Friuli Venezia Giulia. Alla prossima puntata, arrivederci. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti.